Ben ritrovati, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Oggi siamo ritornati alla Villa Barisoni Capodili di Lista a Vigonza perché, come avete visto la indagine scorsa, Abbiamo avuto dei riscontri interessanti riguardo a un bambino che teoricamente, ipoteticamente, forse si chiama Luca, e anche qualcosina riguardo al probabile, forse, castello. sì, fortezza, castello, perché comunque ci hanno detto medioevo, come avete sentito. Anche se facevamo un appunto io e la Sabina, medioevo, loro se erano effettivamente nel medioevo, questa parola è stata coniata più avanti, cioè loro non è che è un periodo che abbiamo, tra virgolette, inventato noi, detto noi, quindi loro nel momento lì non sapevano che erano nel medioevo, quindi c'è sta piccola parentesi che ci siamo chiesti, ma effettivamente sanno di quello che di cosa stanno dicendo, cosa stanno parlando, oppure c'è qualcuno che prendeva in giro? È uscita dall'agosto quella fatalità, quella parola? Non lo so, tu cosa ne pensi? Sì, comunque quello che esce dall'agosto è sempre da prendere un po' con le pinze, a volte si sente nitidamente, quindi sono quasi certa sia così, altre volte come in questo caso che dicono medioevo non si sente benissimo, quindi potrebbe anche essere pareidolia acustica. Può essere, adesso comunque siamo ritornati, abbiamo qualche elemento in più rispetto alla scorsa indagine, vediamo se riusciamo ad avere qualche riscontro in più. Quindi, come sempre, buona visione, venite con noi nella nostra nuova indagine qui a Vigonza. Buona visione, ciao ciao! Quindi tu dici che questa è la parete? Questa è la parete dove qui c'è la porta, dall'altra parte c'è la stanza dove abbiamo fatto la vostra. Non so se vi ricordate di noi, siamo venuti la volta scorsa, un paio di settimane fa forse? Sì, circa 2 venerdì fa, più o meno. Per caso c'è ancora il bambino, c'è Luca, che ci può rispondere? Ho sentito un tic alle cuffie, come se mi avessero fatto così. Sì, però... L'ho sentito anch'io, ma pensavo che ti fossi mossa. No, però non vorrei fosse stata la cuffia che è crollata da sola, perché sai che sono uno scettica. Però l'ho sentito e si sentirà sicuramente anche qua. L'ho sentito anch'io orecchio. No, una mano in tasca. E comunque io ti riprendevo, quindi Sì. si vede subito. Siete stati voi a toccarmi le cuffie per caso? Luca, l'altra volta io ti ho promesso che ti avrei dato un orsacchiotto con cui giocare un po'. Se ci vuoi giocare, mi fai illuminare quello strumento lì? Per favore? E te lo appoggio per terra così ci giochi. Magari non c'è Luca, c'è qualcun altro qui che vuole parlare con noi? Io l'ho sentito, sembrava alle mie spalle, ma con le cuffie potrebbe essere un... No, era in alto lì a destra. Non mi so orientare. Non ci sono colombi, vero no? No. Potrebbe essere anche un rumore strutturale però. Sì. Perché se lo rifanno adesso magari capiamo che non è così. Lo puoi rifare questo rumore per cortesia? Perché l'altra volta si sentivano delle grida? È successo qualcosa di brutto qui? All'agosto non l'abbiamo capito alla radio. Se realmente è successo qualcosa di brutto. Ma magari ci potete rispondere illuminando questo strumento qua? È stato a causa dei tedeschi? Grida magari che giocavano, di felicità, no. Quindi di dolore? Sì. Perché non erano le urla del bambino, erano urla di persone adulte, uomini. È stato a causa dei vari saccheggiamenti? Sì, deve essere una voce comunque. Siamo nella solita stanza? Sì. Andiamo di qua?
È andato al verde un po'. Se ti sei avvicinato un po' a me, puoi rifarlo per favore? Se volete farvi sentire in qualche modo, noi abbiamo della strumentazione in mano, queste cose qui serve solo a noi per capire se siete qui. Se vi avvicinate cambiano colore e non fanno nulla. Potete anche rispondere tramite questi apparecchi qui, L'ha fatto strumenti. un po'. Sì. Sì. Con la coda dell'occhio, ma sicuramente non è così, sarà stato un gioco di luci, mi sembra di aver visto un'ombra là. Ci state osservando dalla porta? Sarà la voce di prima. Sì, quello di questo sul rumore di prima. Io sento calpestare. È passato qualcosa, non so se un moscerino, però questo freddo in teoria Non penso proprio. non penso, sembrava tipo una zanzara, sai, con le alette. Però questo freddo qui in teoria insetti non ce ne dovrebbero essere. Poi l'ho perso. Qui una volta è realmente esistita una fortezza, un castello? A non sapere, tira su, di non aver colto niente. A non sapere. Come se non lo sapessero. Forse sono persone o che sono venute dopo. Esatto, non sapevano che qui c'era un castello. Quindi loro probabilmente sono di un'epoca più recente. C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Nel sonno, tiro su, rompevano il silenzio. E rompere il silenzio significa anche parlare? Beh, rompere il silenzio sì. Noi abbiamo chiesto se c'è qualcuno che vuole parlare con noi. Rompere il silenzio. E chi c'è? Aspetta. Non è che siamo noi che stiamo rompendo il silenzio. Prova a chiedere. Siamo noi che stiamo rompendo il silenzio, che in qualche modo vi stiamo disturbando? Vado sul bianco. Capitolo 4. Allora, hai il dito proprio sul sì. I suoi carelli non si somigliano mai. Hai l'unghia Provo sul a bianco. rifargliela. Vedi dove sei? Sì. Vi chiedo se vi stiamo disturbando. Siamo noi che vi stiamo disturbando in questo momento? Ancora sul bianco. No. Sei sotto, sai? Dei bollitori elettrici. Comunque sempre sul bianco. È successo qualcosa di brutto qui, è per quello che l'altra volta alla radio abbiamo sentito quelle grida. Un gigante leonino. Un gigante della Serenissima. Ci sta un gigante leonino. Era l'età della Serenissima allora.
Non è che erano con la Serenissima li hanno torturati quando sono passati qua col discorso della guerra di Cambrai. I veneziani sono venuti qui a torturarvi? Scusarsi, no, sembra scusarsi, tira sul dito, lasciare il posto. Lasciare il posto, li volevano sbaraccare da qua? Li volevano... no? Cioè, il dito era sopra lasciare il posto e indicavi scusarsi. Magari loro hanno cercato in qualche modo di scusarsi, di trovare un compromesso e loro invece li volevano mandare via? Può essere. Però chiedere se è così. È così come stiamo supponendo? Sei stato tu che hai mosso? Hai mosso qualcosa per terra? Ho fatto così col piede, ma non ho fatto... No, tipo un tubo, sai quando un tubo striscia per terra? No, quello no. Ho fatto così, ma non c'è niente buono. Beh, se... Non ho sentito bene. È così come stiamo supponendo noi? Tira sul dito. Ottenere la protezione. Un vecchio del villaggio sopra. Ottenere la protezione. Sentito? Sopra. Ottenere la protezione. In qualche modo si volevano difendere? Ma io gli ho chiesto se è giusto... Quello che avevamo Non è che ci stanno dicendo questa cosa qua per proteggersi da noi? Come l'altra volta, danno risposte contrastanti, cioè senza un filo logico. Cioè, per carità, per quanto logico si possa avere. Sì, guarda che io dico sempre una cosa, che le risposte hanno sempre un senso, siamo noi che non siamo in grado di interpretarle. Sì. Perché magari loro vogliono dire cose che a loro preme di dire, ma noi non riusciamo a mettere insieme i pezzi. È vero che qui c'è un bambino che si chiama Luca? O comunque c'è un bambino? Quello che abbiamo sentito alla radio l'altra volta? Anche. Tira sul dito. Mormorato. Anche. Beh, il bambino sicuro al 100%. Anche il bambino, effettivamente. La voce. C'era anche lui, sì. E cosa ci fa qui ancora un bambino? Tira su. Bacchetta magica. No, mi è venuto il pensiero, è stato evocato con qualche magheggio, ma no. O quando l'hai detto ho avuto di quei brividi addosso. Bacchetta magica mi è venuta in mente la magia. A me la bacchetta, madonna. Che c'è? Ho i brividi. No, io quando bacchette pensavo alle bacchette. Però Sì, la prima cosa è stata quella. Però effettivamente bacchetta magica, hanno fatto qualche porcheria, prova a chiedere. No, perché ho visto una croce rovesciata là, ma sicuramente sono ragazzetti. Dove? Qua sulla prima stanza. Oh. Ma sicuramente sono ragazzetti, cioè non è che peso. Però è stato fatto qualche rituale evocativo in questa villa? Malata. Tira su. Sono malata comunque. Sono malata. Più che magheggi, sai cosa? Forse quando ho letto malata mi viene in mente che stava male e hanno chiamato Medioevo, quelle cose lì, qualche Perché mi hanno parlato di un vecchio saggio, un saggio del villaggio, cos'era? Non è che hanno chiamato lui.
sai, i curatori di una volta che curavano con le erbe, che poi diventavano stregoni. E non è che l'hanno chiamato Medioevo appunto per quello. E hai sentito le urla perché l'hanno scoperto. Era malata qualcuno, magari era incinta o aveva un bambino piccolo, era malata, hanno chiamato Il bambino non era neonato, forse era il fratello che è stato, non lo so, però forse magari un po' più di fantasia quello che stiamo dicendo adesso, giusto per dare un senso alle cose che stanno venendo fuori, ma perché se era malata. Ma intanto chiediamo se c'era una donna malata. Malata c'è scritto, quindi magari è venuto qui, ha cercato di guarirla, l'hanno scoperto, magari c'era anche il figlio e gli hanno messi a rogo, fuori. Infatti sono stati bruciati, cioè questo posto qui comunque è stato incendiato diverse volte. È così che si sono stati bruciati? Qualcuno è stato bruciato in questa villa? Immagino un grande giardino. Fuori. Tira sul dito. Scritto alcol sotto. No. Sì. Litri di alcol per il fuoco. No. Litri di alcol per il fuoco.